Bentornati e bentornate a un nuovo appuntamento dedicato a Focus Verona Economia speciale banche. Siamo nella settimana veronese della finanza, 20ª edizione. Torniamo un po' alle origini, parliamo appunto di istituti bancari. Siamo contenti e orgogliosi di avere seduto a questo tavolo il direttore generale di Cassa Rurale Vallagarina, Giuliano De Michei. Benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Direttore, ha una grande esperienza bancaria. Prima di addentrarci proprio nei temi specifici che riguardano la sua banca, la vostra banca, un riferimento anche personale. L'anno prossimo, il 2025, saranno per lei 20 anni di direzione e 40 anni di banca. Non li dimostra, è giovanissimo, Non so proprio così giovane, però insomma sono orgoglioso di raggiungere questo traguardo importante. Assolutamente, ci tenevamo a sottolinearlo all'inizio di questa chiacchierata perché la sua storia professionale è legata da molto tempo a Cassa Rurale Vallagarina. Vediamo qui il sito internet ufficiale, il portale dove trovate tutti i riferimenti relativi a questo istituto di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale, che ha una storia ben radicata sul territorio sia veneto che trentino, in particolare sul territorio montano veronese, e ci arriveremo tra poco. Direttore, allora iniziamo questa chiacchierata cercando di fare una fotografia sul momento che sta attraversando la banca questi primi mesi del 2024. Sappiamo che insomma ci sono tante incognite, tante sfide, anche legate al contesto geopolitico, al contesto economico, eppure insomma la vostra dimensione territoriale vicino alle comunità si rafforza costantemente. Direi di sì, direi che è importante per noi essere presenti su due territori, sulle province di Trento e di Verona, perché questo ci consente di diversificare quelle che sono le nostre attività, la nostra clientela, e questo aiuta molto, soprattutto in periodi di crisi, ma soprattutto ci dà la possibilità di un confronto con dei territori che sono limitrofi, però che mostrano qualche differenza. Riusciamo a integrare e a far conoscere meglio le nostre comunità. Questo credo sia un qualcosa di importante. Noi siamo in Lessinia dal 1995, per cui ormai è una presenza la nostra consolidata. Assolutamente, è una presenza che si fa sentire, una banca del territorio, lo ripetete spesso, siete vicini a famiglie e imprese, tra l'altro con molte filiali proprio anche nel veronese. Ricordiamo quante sono sul territorio. Assolutamente, noi abbiamo 10 filiali in provincia di Trento, sono 9 in provincia di Verona, e siamo presenti anche nel capoluogo di provincia, Verona, con uno sportello di consulenza, e crediamo che questo andrà a sviluppare ulteriormente la nostra attività in questa provincia, che diventa sempre molto più importante per i nostri risultati e per la nostra banca. Dicevamo, questi primi mesi, facciamo una piccola fotografia, come sono partiti, come sono andati? Ma un po' per tutto il sistema bancario il 2023 e il 2024 sono anni assolutamente positivi. Abbiamo chiuso da poco il bilancio al 30 settembre e abbiamo già portato a casa 10 milioni di utile netto, che è superiore a quello dell'intero 2023. Siamo in crescita ancora con la raccolta, per cui siamo contenti che i nostri clienti ci confermino la fiducia. Stiamo crescendo di oltre il 3%. Parliamo di raccolta diretta, ma parliamo anche di gestita, perché attiviamo sempre di più quelli che sono i servizi di consulenza. Sui prestiti invece si registra minor richiesta, per cui stiamo un po' diminuendo quello che è l'attivo di bilancio riguardo a questo aggregato. Questo immagino anche al rialzo dei tassi di interesse imposto qualche tempo fa dalla BCE. Adesso pian pianino c'è una progressiva retromarcia, però questo ha impattato sicuramente sulla richiesta di finanziamenti. Assolutamente, direi che il repentino aumento dei tassi di riferimento hanno un po' fermato quello che è la richiesta sia da parte delle imprese, e hanno un po' messo in difficoltà le famiglie per quanto riguarda i mutui casa, perché chiaramente l'aumento è stato repentino e si è fatto sentire sulle rate mensili che le nostre famiglie dovevano andare a pagare. Siamo comunque intervenuti cercando di calmierare soprattutto verso le famiglie quelli che è stato l'aumento dei tassi, con delle iniziative importanti.
Stupisce, nel senso in positivo, anche la capacità di Cassa Rurale Vallagarina di essere presente sul territorio con un valore relazionale importante che fa parte del vostro DNA, ma anche la capacità di innovare con, abbiamo visto anche l'installazione di sportelli automatici evoluti, per esempio a Velo Veronese o a San Zeno di Montagna recentemente. Giocate sull'equilibrio tra innovazione e digitalizzazione, ma ovviamente capitale umano e relazione umana. Assolutamente, direi che è importante essere al passo con la tecnologia. Crediamo che l'intelligenza artificiale aiuti a evitare quelle che sono delle operazioni meramente esecutive, però è fondamentale per noi come Banca del Territorio esserci sul territorio, per cui noi abbiamo confermato anche post fusione tutte le nostre presenze fisiche sul territorio, e in più là dove qualche banca di interesse nazionale è andata a chiudere gli sportelli, su richiesta un po' delle amministrazioni comunali abbiamo inserito questa nuova modalità, questi sportelli automatici che danno la possibilità di operare in autonomia, a cui sono affiancati poi l'attività consulenziale dei nostri collaboratori. Sentiamo sempre parlare più spesso di ESG, di sostenibilità. Anche questo tema è entrato prepotentemente nell'ambito bancario, si declina, sappiamo, in 3 pilastri: ambientale, economica e sociale. Direi che sul sociale una banca come la vostra fa molto, no? Appoggiate tante iniziative legate al territorio, anche per essere vicini al mondo dell'associazionismo, per esempio. Assolutamente, direi che le banche di credito cooperativo nascono e statutariamente l'obiettivo è quello del miglioramento culturale, sociale ed economico del territorio, per cui l'ESG nel mondo del credito cooperativo è nato 140 anni fa. Si tratta adesso di declinarlo in maniera più e di esplicitarlo in maniera più precisa e di seguire quelli che sono gli orientamenti, ovviamente. Però noi a livello di contributi eroghiamo contributi a oltre 400 nostre associazioni e più di 600.000 euro all'anno di contributi, ma anche dal punto di vista sul territorio riusciamo comunque anche, abbiamo creato un'associazione asset che è a servizio dei soci del territorio, e l'anno scorso abbiamo creato la fondazione, che non è una fondazione bancaria ma una fondazione che si occuperà di interventi sul sociale, sulla salute e sul volontariato. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro delle immagini proprio relative a questa iniziativa d'asset. Ci parli un po' di questa realtà e ci descriva un po' in cosa consiste. Diciamo che è una costola della cassa, no? Nel momento in cui abbiamo fatto la fusione, ma anche prima abbiamo pensato di creare un'associazione che riesca a fare quel che noi facevamo con il nostro ufficio soci, però in una banca adesso diventa un po' difficile, dobbiamo essere efficienti e efficaci, per cui abbiamo creato questa costola che si occupa di attività culturali e dell'attività a favore dei soci, non solo della Cassa Rurale ma dei soci di tutte le cooperative dei territori in cui operiamo. Qui vediamo delle immagini, ma anche dal sito internet potete trovare tutte le informazioni relativamente a questa associazione Asset, con diciamo tutti gli argomenti già anticipati dal direttore. A proposito di diciamo nuove opportunità, dal 2019 Cassa Rurale Vallagarina fa parte del gruppo Cassa Centrale. Immaginiamo che questa diciamo aggregazione vi abbia dato anche nuovi stimoli, nuove opportunità e anche nuove sicurezze da un certo punto di vista. Assolutamente, direi che è stato un passo molto importante, perché stare sul mercato adesso c'è bisogno soprattutto di investimenti in tecnologia, che sono investimenti assolutamente importanti che a livello di singola cassa, di singola banca di credito cooperativa era impossibile affrontare. Per di più anche in questa evoluzione del mondo attraverso l'intelligenza artificiale non sarebbe stata possibile, credo, senza l'entrata in questo gruppo bancario cooperativo con sede a Trento, che è molto efficiente, ha un patrimonio importante, per cui dà una tranquillità assoluta ai nostri clienti e ai nostri soci.
Noi veneti guardiamo sempre con un po' di invidia positiva, ovviamente, i vicini del Trentino, perché insomma sappiamo che è una regione a statuto speciale, ha in qualche modo anche delle opportunità diverse rispetto a noi. Voi lavorate con entrambi, diceva, gli imprenditori, sia quelli trentini che quelli veneti. Qual è l'approccio all'imprenditoria dell'uno e dell'altro? Sono molto simili? È vero che sul veronese siete un po' sulla terra di confine, sulla montagna veronese, ma non solo, avete anche lo sportello di consulenza, dicevamo, a Verona. Nota delle differenze? Ci sono delle similitudini fra le due macro aree? Ma direi che soprattutto con l'area di montagna è molto simile alla nostra, ecco, Esatto. Questo sì, però c'è da dire che c'è molta più iniziativa in Veneto, notiamo questo, c'è molta più vivacità imprenditoriale, per cui questo aiuta anche noi nel momento in cui abbiamo parecchia raccolta, però abbiamo la necessità e la volontà anche di ridistribuire attraverso i prestiti, perché questi sono quelli che fanno crescere un po' le comunità, insomma, ecco. Senta, in conclusione, direttore, i prossimi anni, come del resto quelli che ci hanno preceduto, saranno sfidanti anche per le banche. La sua direzione nel medio-lungo periodo cosa prevede? Quali sono un po' le direzioni che intendete intraprendere nel prossimo futuro, insomma, come banca? Ma guardi, noi facciamo questo mestiere come Cassa Rurale della Vallagarina da quasi 130 anni, per cui non è che ci spaventa molto il futuro, perché chiunque ha lavorato anche prima di noi ha pensato sempre al futuro, nel senso è riuscito a programmare, è riuscito nel momento in cui le cose vanno bene come in questo momento a pensare agli anni in cui probabilmente ci sarà qualche difficoltà in più, per cui l'importante per noi è essere efficienti, efficaci, ma soprattutto avere un patrimonio adeguato, e quello che sta nello statuto delle banche di credito cooperativo è quello che gli utili non vanno distribuiti ma vanno portati a patrimonio, per cui abbiamo un coefficiente patrimoniale che supera il 25%, di oltre 10 punti superiore a quello della media del sistema bancario italiano, e questo ci dà la tranquillità di guardare al futuro, la possibilità di effettuare investimenti e di supportare eventuali periodi di crisi, insomma, ecco. Ci piace il suo ottimismo, ma che è insito anche davvero nella storia e nel presente di questa banca, Cassa Rurale Vallagarina, credito cooperativo italiano. Direttore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E per averci fornito questa panoramica ampia sul vostro istituto bancario. Grazie mille, arrivederci, alla prossima. Noi ci vediamo a un prossimo appuntamento, grazie per averci seguito.